Vieni, vieni. Oggi sto preparando polpette al sugo con crema di parmigiano. Volete fare pure voi? E allora pigliate carta e pelo e venite a presa a me. La sarzulella sta qua, crema di parmigiano, io un bastero di polpette. Sto per le polpette, penso che lo sapete tutto quanto. Io faccio pane grattugiato, carne macinata, prosciutto, aglio e tanto parmigiano e un pezzettino di sale. 2 uova, se poi l'impasto vedete un po' consiste, ci mettete un altro uovo. Polpette aggiungo un bel pezzo di scamorza, quelle chiudo e le buttiamo nella salsa. Adesso siamo pronti, mettiamo le nostre polpettine direttamente dentro il sugo. Facciamo cuocere bene 15 minuti da un lato e 15 minuti dall'altro, piano piano a fiamma bassissima. La crema di parmigiano fate mezzo litro di latte, 50 g di burro, 50 g di farina e 150 g di parmigiano grattugiato. Fate una semplice besciamella, quando avete finito di fare besciamella aggiungete il parmigiano. Ecco qua, sono pronte le polpettine. Assaggiamo. Un po' di crema di parmigiano. Uno spettacolo, ragazzi, sono uno spettacolo. E se facete queste polpette, scrivete a me nei commenti.